ripartiti non subito, perché i primi 15 giorni avevamo chiuso la gelateria, perché eravamo effettivamente molto spaventati dalla pandemia, anche per non poterci ammalare, per non poter far ammalare i nostri clienti. Dopo 15 giorni, quando ormai non c'era più nessuno per le strade, abbiamo deciso di aprire la gelateria e abbiamo aperto già i canali che già utilizziamo da tempo, quindi Glovo, Deliveroo, MyMenù, cioè quelle piattaforme, le migliori piattaforme di Padova che fanno consegna a domicilio. Però poi, siccome queste piattaforme arrivano fino a un raggio di 3 km, abbiamo implementato anche con un servizio di consegna fatto da noi, che ampliava molto gli orizzonti perché si andava ben più lontani dei 3 km. Abbiamo dedicato una persona alla ricezione degli ordini, quindi era una telefonista che riceveva tutti gli ordini, li catalogava. Una persona arrivava la mattina dalle 11 fino alle 6 solo per la preparazione degli ordini, mentre chi faceva le consegne abbiamo diviso in due tranche, quindi alle 18 la prima tranche, mentre alle 20 la seconda tranche. Per i festivi abbiamo implementato facendo una tranche la mattina, quindi una consegna la mattina e 3 consegne del pomeriggio sera. Il bilancio di questa esperienza, allora, in primis è stato molto utile anche per capire bene qual è la nostra fascia di utenza, e sicuramente visto il periodo che c'è stato è stato molto utile e remunerativo questa cosa, visto i negozi chiusi. Sicuramente quando nel prossimo 2021 riapriremo per la stagione la gelateria, tutto quello che abbiamo fatto verrà riproposto. Sicuramente anche perché io spero non sia così, però se dovessimo avere la pandemia che dura ancora nei mesi di marzo e aprile, non possiamo non pensare, e nessuno può non pensare, che la consegna a domicilio non sia essenziale. Personalmente penso che lo sarà successivamente anche nei prossimi anni, anche al di là della pandemia, perché si è aperto un nuovo canale e il cliente si è comunque abituato ad avere una consegna a domicilio, almeno in alcune fasce, quindi questa cosa dovrà sicuramente essere implementata in una maniera più fruibile, più fluida, e in maniera che in certe fasce d'orario il nostro cliente, anche lontano dalla nostra gelateria e non servito magari dalle solite e importanti piattaforme, possa avere il nostro gelato. Per i nostri colleghi che al momento non hanno ancora utilizzato questo tipo di canale, sento di consigliare in primis di informarsi se ci sono piattaforme dove hanno loro i locali che fanno già questo tipo di consegna, e poi, se riescono, implementarlo con i propri mezzi, con le proprie forze.